I problemi dei pendolari della ferrovia sono arrivati in seconda commissione regionale, dove è stato fatto il punto sull'orario cadenzato, raccogliendo le segnalazioni e le proposte arrivate dai pendolari. Sul sovraffollamento la risposta di Trenitalia. Trenitalia ha messo in campo quanto ci è stato richiesto dal nostro committente. Se un treno è di 8 carrozze, abbiamo messo 8 carrozze, abbiamo messo oltre rispetto a quello, altri materiali rispetto a quello previsto contrattualmente. Pendolari costretti a vere e proprie levatacce per arrivare a destinazione più tardi di prima, treni puntualmente in ritardo, piccole odissee quotidiane e c'è la presa di posizione del bellunese. Se i treni non arrivano al loro compimento, al loro scopo, bisogna istituire delle bus navetta ben organizzati e garantire ai ragazzi che tornano a casa e ai ragazzi che vanno a scuola il lunedì, il martedì o il giovedì di ritorno delle corse certe con la gomma. L'unico diretto tra La Laguna e Belluno rimasto parte 4 minuti prima da Venezia rispetto al vecchio orario, ma arriva 10 minuti dopo. Ha perso la sua peculiarità di essere un direttissimo. Se entro 2-3 mesi l'orario cadenzato non verrà migliorato, la Regione dovrà trovare delle risposte per coprire eventuali buchi di orario o carenze con trasporti appositamente dedicati al bellunese. Le cose stanno migliorando. Tenete sempre presente che con l'orario cadenzato ci sono 200 corse in più al giorno, quindi non poche. È stata una rivoluzione questa, che era necessitata, dovevamo farla per migliorare il servizio, non per peggiorare, per migliorare il servizio. Adesso c'è una fase di assestamento, adesso altri 2 mesi e poi il servizio sarà completo.